Eder. Mech. Pallister. Paolo Ferrini ha rielaborato il suo lavoro sulla GoPro arrivando a una nuova conclusione. Vorrei dare una diversa rilettura del filmato contraddistinto dal file numero 456 che per la procura ha inizio alle ore 13:04:18 all'incrocio tra la via Opicina e la via Nuova per i campeggi ed a termine dopo 1 minuto e 32 secondi all'area campeggio Obelisco esattamente alle ore 13:05 minuti e 49 secondi. Preme ricordare anche che il video successivo che sarebbe stato contraddistinto dal file numero 457 verrà eliminato e che il filmato che invece rimarrà nella sequenza numerica riportante il numero 458 aveva avuto inizio dallo stesso punto di arrivo del filmato file numero 456, area campeggio Obelisco, ma che vedrà il suo inizio alle ore 13:10 minuti e 20 secondi, quindi quasi 5 minuti dopo. Quello che balza agli occhi principalmente sono due cose. Perché il filmato 456 avrebbe avuto inizio, come risulta dalle immagini, in una strada trafficata ed in contromano? Non sarebbe stato più normale attendere l'ingresso alla via dei campeggi, strada secondaria, per dare inizio al filmato? Perché vi sarebbe stata una sosta di quasi 5 minuti all'area campeggio Obelisco? Un bisogno fisiologico? Proviamo invece a dare, come detto, una nuova rilettura al filmato file numero 456. Se prendiamo in esame l'intero tratto che va dalla Villa Bonomo, il filmato sarebbe iniziato 13 secondi dopo la fine del video numero 455 che aveva avuto termine alla Villa Bonomo. All'area campeggio Obelisco vediamo che il percorso ammonta a circa 1100 metri che se venissero percorsi alla media oraria tenuta come sono stati percorsi tutti gli altri tratti che prevedevano. Della salita avremo che per percorrere questi 1100 metri sarebbero occorsi poco più di 5 minuti e quindi avrebbe avuto termine alle ore 13:10, orario compatibile con l'inizio del nuovo video 458. Facciamo un passo indietro. Com'è che la procura ha stabilito di ogni video? 1. L'inizio del filmato. 2. L'orario di inizio. 3. L'orario di termine del video. 4. Il punto di arrivo. 1. Dal frame iniziale del video, in questo caso la bicicletta che sta dirigendosi in contromano dalla via Opicina verso la via dei campeggi. 2. L'orario di inizio viene preso dalla schermata dei metadati, in questo caso 13, 4 e 18. 3. L'orario di termine del video, non essendo presente nella schermata dei metadati, viene calcolato dalla procura aggiungendo la durata del medesimo, desunta dalla schermata dei metadati. All'orario di inizio, in questo caso il minuto e 32 secondi viene sommato all'ora di inizio 13 4 minuti e 18 secondi ottenendo un orario e arrivo all'area campeggio Obelisco alle 13 5 minuti e 49 secondi, il secondo si perde. 4. Il punto di arrivo e quindi termine del video viene desunto dall'ultimo frame, area campeggio Obelisco. Veniamo alla mia deduzione figlia di una prova pratica sulla GoPro 9 e sulla app Quick GoPro dedicata. Io ho fatto un filmato di 6 minuti che ha avuto inizio alle ore 11:30 e che di conseguenza ha avuto termine alle ore 11:36, i relativi metadati sono stati: numero di file del filmato GH010082, ora di inizio 11:30, dimensioni 3,0 GB, risoluzione 2,7K, durata 6. Ho poi deciso di fare, tramite la app Quick GoPro, una clip di tale filmato che prevedesse solamente l'ultimo minuto. Perché secondo me all'interno dei primi 5 minuti avevo filmato delle cose che un domani mi avrebbero potuto tradire, un bus turistico, un gruppo di ciclisti, un piccolo incidente stradale, un lavoro stradale solo per quel giorno, eccetera, e quindi ho ottenuto una clip con questi dati. Numero di file del nuovo filmato derivanti dalla clip da me prodotta GH010082. Ora di inizio 11:30. Dimensioni 500 MB. Risoluzione 2,7K. Durata 1 minuto. Che cosa balza agli occhi? Il numero del file del filmato rimane lo stesso. L'ora di inizio la stessa. Quindi io ora posso eliminare il filmato originale della durata di 6 minuti ed inserire così nella sequenza dei file la nuova clip facendola sembrare il filmato originale. Ecco perché non tornavano quei famosi 800 metri, non per un possibile errore di impostazione manuale dell'ora, ma per un possibile taglio del filmato originale che sarebbe stato accorciato.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.